Buonasera e benvenuti a Sport City per la 18ª giornata, l'epilogo del campionato di Serie B. La capolista AC Box ospita la sesta forza del torneo, proprio quei crociati ai quali manca la vittoria da ben 3 partite. Ancora in 4 nella metà campo avversaria, ci provano con un destro in diagonale, il vantaggio dei crociati dopo 7 minuti di gioco, 1-0. Di nuovo i crociati in possesso, dalla difesa escono molto bene, esce fuori la palla pulita, poi lo scavetto sotto a cercare l'inserimento dell'attaccante che si invola e con il sinistro la spara alta. Raccioni al centro, prova a palleggiare al limite dell'area, c'è un fallo di mano e un calcio di punizione per l'AC Box. Marino e Canestri sul pallone, va Marino con il destro, la palla filtra e arriva anche il gol del pareggio al 18° minuto, 1-1. Chiede il pallone lì un compagno che riesce a tenerla in campo, al centro per Braccioni che con il sinistro colpisce la traversa, incredibile, la palla non entra. Braccioni prova a prendere posizione, riesce comunque a tenerla lì, poi la accarezza cercando anche un compagno, riesce a girarsi, fa tutto da solo, un gol straordinario, quello del vantaggio. Braccioni 2-1 AC Box. È ancora centrale 1-2 da quest'altra parte, azioni molto veloci in questa fase, lo scarico da fuori dove c'è un compagno che con il destro colpisce e sigla il gol del pareggio, 2-2 al 31° minuto di gioco. Tutto rasoterra, il tentativo di uscire dalla difesa, i crociati che la recuperano, verticalizzano immediatamente ancora per il gol del 3-2 a sorpresa, nuova rimonta, questa volta sono i crociati. AC Box che ricomincia a giocare ora con Braccioni sulla tre quarti e da solo c'è dall'altra parte Santo Donato, lo ignora, fa tutto da solo, converge, se la porta sul destro, poi calcia e colpisce l'incrocio dei pali. Marino va via 2 avversari, scarica lì vicino, prova ad andare via sul fronte sinistro, il cross al centro, poi da fuori Magno con il destro sotto l'incrocio, il gol del pareggio al 44° minuto di gioco. Il pallone in verticale, lo stesso Braccioni che ha sfiorato il gol, guadagna un altro calcio di punizione. Parte Marino con il destro, la palla gira e la palla entra dentro, incredibile, gol del vantaggio, un capolavoro di Marino, 4-3. Arbitro che fischia la fine del match, non basta il cuore ai crociati, perdono 4-3, vengono rimontati 2 volte per l'AC Box, una giornata speciale che ha il sapore di Serie A2.